Cercheremo appunto di tornare in strada per far valere la nostra parola che è stata calpestata in una maniera assoluta. Di nuovo in strada a manifestare non c'è altra soluzione per gli abitanti di Conetta, perché il paradosso dei 190 residenti e degli oltre 1200 migranti all'ex base militare non è cambiato. Non è cambiato nemmeno dopo la rivolta dei profughi di gennaio e la morte di Sandrine Bakayoko. Non è cambiato dopo i riflettori dei media nazionali e le visite istituzionali al campo. E non c'è mai stato un politico che ci abbia chiesto come vive la cittadinanza di Conetta. Non è cambiato soprattutto ora che da Roma giunge la notizia dell'avvio probabile dell'iter per realizzare dei prefabbricati dentro l'ex base. Lettera del 6 marzo, mittente il Provveditorato Interregionale per Veneto, Friuli e Trentino, organo del Ministero delle Infrastrutture. Nella lettera è scritto nel più breve tempo possibile, urgentemente. Questa è la richiesta che viene fatta dal Ministero per le Infrastrutture, perché parlano ancora di emergenza. Cioè i tempi loro a oggi, dopo 2 anni, si parla ancora di emergenza. Dovrebbero vergognarsi. Prefabbricati per rendere migliori le condizioni di vita interne, ma per chi sta fuori è un segnale chiaro, altro che svuotare Conetta, qui si stabilizza la situazione. Una decisione, fra l'altro, che se avrà il via libera del Consiglio dei Ministri scavalcherà il no del Comune e della Regione. Se prenderanno questa decisione, la prenderanno perché vogliono dimostrare la loro forza. I cittadini non ci stanno, vogliono tornare a farsi sentire. Troppi segnali di una situazione che non cambia. Negli ultimi mesi qua si è creata una rete fognaria che non è da poco. Alle mie spalle stanno facendo dei lavori di una vasca di contenimento dove saranno applicate delle pompe che manderanno questi liquami, diciamo, verso i depuratori. Quindi questa qua non è una situazione di emergenza che si doveva trattare forse per qualche anno, tra virgolette, ma questa qua è una cosa che rimarrà stabile.